tutte le volte che noi dobbiamo salvare. Come vola il vento? Il vento la serata. Il tempo vola. Bravo, quando ci si diverte. Vi faccio correggere, questa è stata una papera. O ci mandano a striscia la notizia oppure su blog. Ma io sono contento di andare là, perché quando vado là poi mi devono dire: Mimmo, ti ho visto su blog, ti ho visto a striscia la notizia. Sono contento. Stavo scherzando. Allora, il tempo vola, Donatella, e dobbiamo salutare. Ma non prima di ricordare che cosa, però, Lorena? Bene, io colgo ancora l'occasione per ricordarvi che il giorno 21 luglio al Club Cleopatra dalle 15 alle ore 21 ci sarà una magnifica sfilata di Miss Valletta qui in questo meraviglioso club. Vi aspettiamo numerosissimi perché ci sarà tanto divertimento e tanto spettacolo. Grazie per l'ascolto, vi aspettiamo ancora più numerosi il prossimo sabato e passo la parola alla mia amica Ilaria. Allora, anch'io con una lacrimuccia vi saluto perché anche stasera siamo arrivati alla conclusione. Dai, ci vorrebbe un fazzolettino per levarti la lacrimuccia. Com'è simpatica Ilaria. È la più piccola Ilaria. È vero Ilaria, sei la più piccola di età. Sì. Ma la più alta no. La più alta neanche. Però... Mi sento un nano davanti a voi. Meno male che c'è lei che mi accompagna. E comunque vi mando un bacione, spero che questa settimana voli per avervi di nuovo tutti qua e passo la parola a Donatella che vi saluta. Donatella, siamo arrivati alla fine pure Ebbene per sì, questa Mimmo. settimana. Siamo arrivati alla fine a malincuore, però sono certa che ci rincontreremo molto presto perché comunque ci mancherete sicuramente durante l'arco della settimana. Anch'io, come le mie colleghe, voglio ricordarvi il concorso di Miss Valletta il 21, dalle 15 alle 21. Mi raccomando, vi accogliamo soprattutto con un grosso abbraccio e vi saluto con un bacio. Allora, un salutone da parte mia a tutti voi, un salutone e un abbraccio a tutti gli sponsor, un arrivederci a sabato e ciao da Mimmo Mancino e le mie vallette. Ciao! Ciao! La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai, sembra di esagerare.